Cari telespettatori, buona serata, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti e il nostro approfondimento. Allora, qui con noi abbiamo i segretari dello SPI CGIL del Veneto per parlare di una tematica molto importante. Allora, dovete prestare un po' di attenzione, stiamo parlando di compensi, di soldi che si possono recuperare, ottenere, ricevere e non cifre a volte di poco conto, anche significative, se ne viene fatta domanda, espressa, richiesta. I cosiddetti diritti inespressi, ne abbiamo parlato più e più volte. Perché richiedo la vostra attenzione? Non solo se siete pensionati, ma anche se siete parenti di persone che sono andate in pensione oppure pensate che tra un po' di tempo andrete in pensione, quindi il nostro target. Perché tante volte, adesso anch'io stupita, ci sono delle corresponsioni economiche che ci spettano di diritto, però effettivamente non ci vengono corrisposte, bisogna fare una domanda espressa. Però chi ci può aiutare in questo senso? Come si fa a capire qual è l'importo, in quali situazioni, in quali casi? C'è tutta una casistica importante. Bisogna andare agli sportelli dello SPI CGIL. Allora noi abbiamo radunato gli sportelli a livello così semplificativo, chi è titolare di questo incarico, chi ha questa pratica, questa dimestichezza, per raccontarci alcuni casi veri, reali che sono successi. Resterete sbalorditi perché anch'io sono rimasta veramente stupita. Chi sono i nostri protagonisti odierni? E allora Massimo Cestaro, segretario SPI CGIL del Veneto, ben ritrovato qui con noi. Buonasera. Che ci racconterà in generale, senza entrare a fare i calcoli, perché giustamente non gli compete, ma compete fare i calcoli, ne fa anche tanti. Sia Silvia Bresolin, segretaria SPI CGIL di Treviso, grazie di essere qui con noi, ben ritrovata. Pier Giorgio Carrer del Dipartimento Previdenza SPI CGIL Metropolitano di Venezia, grazie anche a lei, e naturalmente Maria Pistorello, segretaria SPI CGIL di Vicenza. Buonasera, ben ritrovata. Allora, incominciamo, Massimo Cestaro, diritti inespressi, un vostro, io dico cavallo di battaglia, perché da quando avete incominciato ad accorgervi che si potevano recuperare delle cifre per i pensionati, iniziando da quelli che non si trovavano tanto bene fino ad arrivare a pensioni normali, vi siete specializzati, è importante dire questo, vi siete specializzati in questo ramo, cioè non è che lo fanno tutti. Assolutamente sì, li abbiamo chiamati diritti inespressi esattamente per questa ragione, perché sono dei diritti che spettano ai pensionati, ma siccome i pensionati non sanno di dover avere quei trattamenti economici aggiuntivi, nemmeno li chiedono. Che sembra una banalità dirla, ma è così. Cioè, se uno non sa di dover avere un diritto, neanche si cura di doverlo chiedere. Che è la ragione per la quale noi stiamo facendo una campagna di informazione e di comunicazione per dire ai pensionati e anche ai familiari dei pensionati: andate presso le sedi dello SPI e fatevi controllare la vostra pensione, perché lo vedremo dopo. Ci sono esperienze importanti anche di trattamenti economici che l'INPS ha dovuto risarcire i pensionati che hanno fatto domanda, e quindi siccome male non fa, ecco, andare presso una delle nostre sedi, anzi può far molto bene, fa anche piacere, insomma, una passeggiata, si trovano spesso persone simpatiche, non solamente quelli che stanno qua, che sono appunto i nostri referenti di Treviso, di Venezia e Vicenza, ma in tutte quante anche le altre province, quindi a Rovigo, a Belluno, a Verona ci sono le rappresentanze dello SPI che possono fare lo stesso servizio. Quindi adesso noi questa sera vedremo dei casi concreti e lo diceva lei prima, ma voglio ripeterlo, li chiamiamo diritti inespressi, ma sono trattamenti economici che spettano i pensionati, e vedremo dei casi in cui i trattamenti sono a volte anche piuttosto importanti. Ecco, io chiedo questo perché da anni, veramente anni, che parliamo di questo.
e resto sbalordita dal fatto che, nonostante sia passato il tempo, nonostante il vostro lavoro, le ingenti somme recuperate, siamo sempre al punto in cui bisogna domandare queste cose. È mai possibile che, si faceva la battuta di intelligenza artificiale fuori onda, però insomma basta avere degli algoritmi, incrociare i dati, qui stiamo parlando di dati pensionistici, non di tutti i generi, per cui non c'è neanche il discorso della privacy in senso stretto perché li tratta l'INPS, che ancora siamo a questo punto in cui bisogna chiederli. No, ma questo avete fatto delle battaglie questo voi? è oggettivamente un limite del sistema, cioè è evidente che noi facciamo un'azione di supporto, di sostegno alle persone, ma dovrebbe essere l'INPS, con la strumentazione che l'INPS ha a disposizione, è una delle strutture delle aziende, devo dire, più importanti in Italia. L'INPS ha un patrimonio enorme anche dal punto di vista tecnologico, ha le risorse finanziarie per fare investimenti e francamente non si capisce per quale ragione non possa mettere in campo un banalissimo incrocio di dati per consentire alle persone che possano avere quello che gli spetta. Poi ci sarà sempre lo 0, però intanto insomma una cosa è uno 0, però, è una insomma, cosa. un conto è una cosa, ma sentirete anche dai nostri esperti, su 10 persone che si presentano ai nostri sportelli, almeno 2 o 3 hanno, diciamo, hanno la condizione di poter chiedere un trattamento economico maggiore rispetto a quello che hanno. Quindi insomma noi pensiamo, ma lo stiamo dicendo da un sacco di tempo, ripeto, l'INPS è una struttura anche dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista finanziario, economico, enorme, è una struttura gigantesca e francamente non capiamo come all'alba del terzo millennio, dove ormai tutti quanti parlano di innovazione tecnologica, eccetera, eccetera, dove se io faccio una telefonata a un amico mio e gli parlo di montagna mi arrivano 700 messaggi sulla montagna, quindi insomma voglio dire, penso che gli strumenti per fare un servizio ai cittadini, ai pensionati ci siano tutti, serve una volontà, noi naturalmente continuiamo a fare il nostro servizio che è quello insomma di dare risposta alle persone e contemporaneamente chiedere all'INPS che si attivi per garantire un servizio. Assolutamente. Allora, in sintesi, qui stiamo vedendo appunto delle immagini dei vostri sportelli dove viene fatto questo controllo della pensione, perché è una cosa molto semplice, non è assolutamente angosciante o preoccupante o cosa, perché basta, dopo ci spiegherete anche voi con che documenti andare e come prendere appuntamento. Ma che cosa si può recuperare? Voi avete una slide riassuntiva di che cosa può essere recuperato. Chi di voi me lo dice? Carer? Sì, allora gli argomenti... Perché questa è sbalorditiva. Sì, gli argomenti che sono più presenti nei diritti inespressi sono l'integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali. Allora andiamo a parlare integrazione al trattamento minimo, che è una cosa abbastanza frequente tra l'altro. Che è frequente perché le pensioni molto basse, che sono inferiori al trattamento minimo che è 598 nel 24, possono avere un'integrazione fino a raggiungere quella cifra. E spesso la gente non lo sa, è legata al reddito familiare e cambia ogni anno e quindi le persone non hanno informazione e non lo fanno. Lo stesso le maggiorazioni sociali, che al di sotto di certi livelli di reddito c'è un'integrazione con le maggiorazioni sociali che è legata anche all'età oltre che al reddito, che va da 25 euro e arriva fino a 125 euro al mese con lo scalare dell'età, e anche qui se non lo chiedi non ti viene dato. Queste sono le due cose principali. Poi c'è la 14ª, poi ci sono l'assegno al nucleo familiare, ce ne sono molte altre. Ma trattamento di famiglia, prestazioni assistenziali, prestazioni legate all'invalidità civile, questo è già più semplice magari, e indennità di accompagnamento che può essere già più semplice, però non tutti lo sanno e come diceva prima Cestaro, purtroppo io posso andare in pensione, ho 67 anni e ho una certa condizione,
poi arrivo a 70 anni, avrei diritto a qualcosa, se non lo chiedo non è che l'INPS me la dà, la devo chiedere, e quindi cambiano le condizioni durante la vita, perché posso avere una percentuale di invalidità, aumento l'età, eccetera, e quindi rientro in un diritto che non conosco e non lo chiedo, se non lo chiedo non mi viene dato. Per questo i diritti inespressi, in sostanza. Infatti, assolutamente. Maria Pissarello, le persone quando vengono, che tipo di atteggiamento hanno? Cioè visto che ha esperienza di tantissimi anni di questi recuperi, che cosa nota come stato d'animo? Poi entreremo anche nel concreto. Sì, allora ci sono due categorie di persone, ci sono i nostri iscritti, quelli che vengono lì per qualsiasi motivo e che magari hanno sentito parlare della possibilità di controllare la pensione, vengono lì e la controllano, ma poi noi abbiamo anche un'altra modalità, mandiamo proprio a chiamare su liste, insomma, di nostri iscritti in base a criteri che ci consentono di mandare a chiamare quelli che magari potrebbero avere diritto a questi aumenti, e vengono quasi increduli, e intanto perché dicono: ma come, la mia pensione potrebbe essere aumentata, insomma pensano, come abbiamo detto poco fa, che la pensione, l'adeguamento della pensione sia una questione che riguarda soprattutto l'INPS, insomma è l'INPS, quindi la dovrebbe farlo. Questo viene da pensare. E quindi intanto rimangono contenti, tanti vengono senza sapere che facciamo anche il controllo pensione, vengono semplicemente per chiedere lo scarico della documentazione, perché ormai è da 12 anni, se non vado errata, che l'INPS non manda più a casa nulla ai pensionati. Una volta l'INPS mandava il cosiddetto bustone, dentro al quale c'era il resoconto della pensione, il cosiddetto modello BSM e altra che conteneva tutta la documentazione. Adesso questo non c'è più, quindi non lo mandano più. Noi però, grazie a una convenzione con l'INPS, per i nostri iscritti possiamo scaricare non solo il resoconto della pensione, ma da 2 anni e mezzo possiamo scaricare anche il cedolino mensile. Per cui tante volte i pensionati vengono da noi perché magari mai quando hanno ricevuto più soldi non vengono lì a dire: oh, come mai ho preso, non so, 20 euro in più. Vengono sempre anche lecito, quando vedono che hanno ricevuto meno soldi. Con la stampa del cedolino riusciamo a capire il motivo per cui, insomma, hanno ricevuto meno soldi, dare la spiegazione ed eventualmente mettere in atto le azioni, perché se è un errore, insomma, fare in modo che recuperino la cifra che è stata indebitamente non data. Segretaria, chiedo anche a lei, chi sono, perché accennava anche il segretario Cestaro, le persone, i legami di parentela, perché magari chi ci ascolta dice: sì, ma mio padre o mia madre in casa di riposo non è più cosciente, consapevole, non si può muovere da casa, non mi dà il documento, perché c'è anche tante situazioni, anche forme di demenza, insomma di problemi vari, e quindi chi può venire, a parte chi ha le proprie capacità e si muove, ma a livello di parentela? Allora, a livello di parentela diciamo che sicuramente i figli, gli eredi possono venire da noi per conto, a nome per conto del pensionato, quindi del genitore, purché ci sia una delega firmata dallo stesso pensionato. Coniuge, quindi eventualmente? Anche il coniuge ovviamente, che sono anche meno, i figli magari, di solito sono quelli, insomma, i parenti più stretti sono quelli che si occupano di solito. Serve però una delega? Questo assolutamente specifica, sì. C'è una procura speciale? No, serve una delega semplice in cui il pensionato autorizza il figlio o chi per esso a trattare per conto suo i dati della pensione, quindi mi deve autorizzare ad entrare nel sito dell'INPS e a estrarre i dati che ci servono per fare il controllo. C'è una domanda stupida e magari banale, ma c'è un modulo che può essere firmato? Perché sì, se noi lo diciamo così... C'è un modulo che può essere firmato, ma può essere fatto anche in un semplice foglio di carta bianca, il sottoscritto XY delega il figlio XY a verificare la pensione. Verificare la pensione, esatto. Questo tranquillizza i nostri telespettatori, uno dice no, nessuno mette mani sulla mia pensione, poi... No, verificare, ovviamente, verificare, non presentare pratiche o quant'altro, ma solo verificare. Poi se ci sono delle pratiche da fare, la cosa è diversa, può servire ulteriori firme. È necessario ovviamente che chi firma la delega sia capace di firmare, che non sia un incapace, oppure nella carta d'identità ci sia scritto impossibilitato in firmare, perché lì poi le cose si complicano. Allora, se la persona è incapace, deve essere nominato un tutore legale.
e attraverso appunto la persona che viene nominata come tutore legale o come amministratore noi possiamo operare. Chiaro. Ecco, io lo dico questo perché adesso lo capirete nel corso della trasmissione, perché siccome stiamo parlando di cifre di non poco conto, insomma sono importi anche significativi e importanti, molto importanti, è bene premunirsi, sapere che step, che passi fare. Al limite uno chiama lo SPCGL e dice io ho questa situazione, ho dei dubbi, e chiede che tipo di procedura può attuare, però è importante fare le cose fatte bene perché altrimenti poi voi diventate matti, non potete recuperare niente, quindi per quanti miracoli cerchiate di farli non è possibile. Allora entriamo nello specifico, così soddisfiamo anche la curiosità che abbiamo ingenerato nei nostri telespettatori. Cercate di mettervi nella situazione se siete pensionati o parenti di qualcuno che è pensionato o anche pensionandi. Chi deve andare in pensione è meglio che si faccia 2 conti in proiezione perché dovrà fare domanda di pensione. Si può fare una proiezione, quindi può essere fatto, però sarà l'Inca forse, vero? Sì, è più il patronato quello che si occupa di io lo dico perché siccome dopo ci chiamano i telespettatori, ma che differenza c'è tra il patronato per chi ancora lavora per fare le proiezioni di pensione, se no arrivano da voi. Carrer? Sì. Trattamento di famiglia, qui abbiamo un caso molto interessante, ce lo racconti? Allora, intanto noi nelle nostre località andiamo anche nelle case di riposo perché appunto, come diceva lei anche prima, lì ci sono le persone più anziane spesso con le pensioni più basse perché poi l'anzianità, la rivalutazione delle pensioni è quella che è e quindi troviamo sempre molti diritti inespressi. In una di queste nostre attività il figlio di una signora del 1918, quindi una signora ultracentenaria, 106 anni, 106 aveva già compiuto 106 anni e sono venuti per far controllare la pensione. La signora aveva un'invalidità al 100% e la cosa che mancava, la pensione era integrata al minimo, quindi era a posto, ma mancava proprio l'assegno familiare per se stessa, perché nel caso di una vedova o di un vedovo con un'invalidità al 100% spetta di diritto un assegno al nucleo familiare di 52,91 €. Abbiamo fatto la domanda e l'INPS ha conteggiato, naturalmente ha riconosciuto con 5 anni di arretrati, perché si possono chiedere per questo caso 5 anni di arretrati, 3.280 € sono stati resi disponibili all'inizio di agosto, purtroppo la signora nel mese di agosto è deceduta. E quindi abbiamo poi con i figli, successivamente nel mese di settembre, a fine settembre, abbiamo fatto la richiesta e sono adesso in pagamento. La quota per gli eredi, 3 figli della signora riceveranno una quota pari al 30%, al 33% della cifra perché spetta di diritto sia se ci sono delle pendenze come in questo caso, ma ad esempio nel caso che il decesso avvenga nel corso dell'anno, a chi all'erede, al coniuge se resta il coniuge o ai figli se ci sono eredi, c'è la possibilità di avere i cosiddetti ratei, la quota di 13ª che non è stata pagata o delle competenze che non sono ancora state pagate. L'erede ha diritto ad avere quella prestazione. Altra cosa importantissima. Anche questo si deve solo chiedere. Esatto, gli eredi hanno questi diritti che devono chiedere, importantissimo. Allora, torniamo dopo su questi temi, abbiamo un brevissimo break pubblicitario, andate a controllare. No, non potete controllare niente perché nessuno ha a casa il famoso hobby, esatto, ce l'ha. Per cui niente, pensate, riflettete, tra poco.